Scoperta un'organizzazione di narcotrafficanti italo-albanese che distribuiva sostanze stupefacenti in Lombardia, Liguria, Toscana e nel Veneto orientale, all'esterno delle discoteche a Bibione, Jesolo, Caorle e poi di pub, stabilimenti balneari e strutture ricettive. 8 gli arresti e 33 le denunce. La Guardia di Finanza di Trieste è risalita all'organizzazione dopo un controllo alla Tisana, durante il quale sono stati arrestati 2 corrieri e sequestrati 2 kg di marijuana. La struttura era verticistica e le comunicazioni avvenivano tramite piattaforme criptate su sistemi di fonia e schede SIM o telefoni cellulari che venivano costantemente ricambiati. Particolare l'organizzazione dei pusher che venivano, nel caso degli albanesi, tutti giovanissimi, scelti tra incensurati, fatti giungere in Italia per permanervi per brevi periodi, massimo 90 giorni, trascorsi i quali venivano fatti rientrare in Albania per essere sostituiti da altri connazionali con analoghe funzioni. I canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente, cocaina, marijuana e hashish erano garantiti attraverso l'importazione lungo consolidate rotte balcaniche, con una collaborazione tra organizzazioni criminali italiane e consorterie di origine albanese.